Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, oggi siamo in versione salute e do subito il benvenuto ai nostri ospiti. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Moreno Cagnin, odontoiatra e ortognodontista. Benvenuto dottore. Grazie, buongiorno a tutti. Il piacere di avere in studio con noi il dottor Carlo Maria Pozzoboni, igienista dentale, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. E il piacere di avere in studio con noi Giuseppe De Caro, odontotecnico, benvenuto. Grazie, buongiorno. Colui che lavora dietro le quinte, ma che c'è. Ma c'è, ecco, di questo abbiamo certezza. Di che cosa parliamo oggi? Allora, parliamo del nostro sorriso, perché è una delle cose che subito salta all'occhio quando si incontra una persona, e ci chiediamo allora come mantenere una perfetta igiene orale, perché la perfetta igiene orale sta alla base non solo del nostro sorriso, ma del benessere. E allora, dottor Cagnin, io le dico subito una cosa, abbiamo una popolazione italiana che è un po' pigra, o ha tanta paura, oppure insomma un po' nicchia. In Italia si va poco dal dentista e si è più attenti all'estetica che all'igiene orale. Solo il 38% degli italiani va dal dentista e se ci va una volta all'anno. Ma perché? Allora lei è ben documentato ed è proprio così, perché le statistiche lo dicono. Perché bisogna chiedere agli italiani? Comunque, forse per una cultura, forse perché comunque c'è ancora tanta paura ed è giustificata, perché noi fin dal Medioevo siamo quelli che fanno più paura perché abbiamo un lavoro che praticamente si confeziona in un lavoro di chirurgia. Molte volte anche limare un dente è un lavoro di chirurgia che può causare del dolore e c'è questa paura atavica del dolore. Uno, poi pigrizia, poi oggigiorno siamo distratti da tantissime cose da fare, magari uno si concentra più sul bianco del dente piuttosto che sulla gengiva, che magari sanguina, che magari non è rosea come dovrebbe essere. Il perché è un po' difficile. Diciamo che comunque la constatazione che lei ha fatto e le ricerche sono proprio queste. Ci si concentra più sul bianco del dente che sulla gengiva rosa, che è quella che poi dà l'estetica. Questi attori americani che arrivano, che sono mascelloni e che fanno luce quando guardi. Però se si osserva attentamente ad occhio tecnico vediamo che alcune gengive di questi attori non sono tanto performanti. Qui c'è il dottor Carlo Maria che potrà dirlo. Ce lo racconta. Vediamo bianco ma vediamo rosso sulle gengive e lì proprio non c'è l'estetica, poi ne parleremo insomma. Allora, voi avete uno studio molto integrato con un approccio che è molto interessante, perché è un approccio a 360 gradi per il paziente, cioè un approccio olistico, non è che viene là una persona solo perché ha una otturazione da fare, una carie, ma voi cercate di capire come sta il paziente e il paziente viene prima di tutto. Questa è la vostra, quella che si chiama mission aziendale. Assolutamente, a parte prima di tutto io sono un medico a tutti gli effetti, ho studiato a Padova in un'università prestigiosa, medicina e chirurgia, orientamento odontoiatria, ma io ho fatto patologia generale, ho fatto semeiotica con Austoni, per cui l'anamnesi per capire il paziente, le patologie non solo sue ma dei familiari prima, cioè abbiamo delle persone che oggigiorno sono chiamate ASA 3 che noi curiamo, cioè pazienti infartuati anche più di qualche volta con tantissimi farmaci. Noi prima dobbiamo preservare la salute del paziente, capire cosa c'è che non va, comunicare col medico di base, col diabetologo e poi anche curare i denti e le gengive, poi anche. Allora questo nasce non tanto perché noi siamo i geni o i più bravi o i maghi, nasce perché proprio la medicina e chirurgia insegna a fare questo da Ippocrate. Insomma, con quel giuramento lei ha detto sì, I do, come dicono gli americani, lo voglio, lo faccio. Ma assolutamente sì, questa è medicina, insomma, odontoiatrica ma medicina. E quindi in tutto questo ricade il fatto che le persone si vedono sempre di più degli studi, quelli chiamati tradizionali, perché c'è un rapporto importante che lei ha appena sottolineato, quello di fiducia, cioè si conosce il paziente, lo si segue, gli si chiede un po' tutta l'anamnesi che diventa molto importante e lì magari gli date anche una controllatina alle ossa, perché avete anche l'osteopata, avete il naturopata, perché? Sì, allora funziona così, noi diamo un'attenzione massima e l'ho fatto sempre con i miei maestri di medicina, nelle materie principali, come dicevo prima, nell'anamnesi,
E lì chiaramente dobbiamo fare, che adesso va di moda, ma c'è sempre stata la cosiddetta medicina narrativa e la medicina predittiva, cioè noi dobbiamo parlare molto con il nostro paziente per capire realmente perché è venuto da noi. Molte volte viene con un dolore che sembra un dente e poi è un disturbo dell'articolazione temporomandibolare, dove non c'entrano niente i denti, alcune volte vengono devitalizzati sottovalutando che i trigger point possono dare dolore ai denti, ma i denti non c'entrano niente. Allora lì scatta un lavoro con la posturologa, con l'osteopata, per ripristinare, un esempio banale, la respirazione diaframmatica, che tanto banale non è, scaricare lo stress nervoso, insegnare le abitudini alimentari, gli stili di vita, di fare un po' di ginnastica, camminare, fare yoga, qualcosa che a uno piace per scaricare la tensione nervosa. E molte volte io faccio una prima visita e poi il paziente non lo vedo più e lo veicolo anche a specialisti di altre branche fuori dallo studio, perché non è un problema dentale. Ecco perché vedere in maniera generale il paziente in prima visita, perché molte volte non ha neanche bisogno di me, ha bisogno dell'osteopata, del posturologo o dello psicologo qualche volta. Insomma è anche giusto, perché mi piace la schiettezza, l'onestà, perché bisogna essere medici, veri, prima di tutto. Medici prima di tutto. Il medico non deve mai vendere niente. Esatto. Senta, a me piace molto l'idea dell'igienista dentale. No, Carlo Maria Pozzobon, le dico questo perché ci fa anche un po' riflettere su noi italiani che vogliamo lo smartphone di ultima generazione, l'auto sempre perfetta, però senta, un italiano su 3 si lava i denti una volta al giorno. Esatto. Il 25% lo fa quando si ricorda a tempo, no? Certo. Che è una cosa anche questa particolare, e soltanto 3 persone dopo i 40 anni su 10 hanno i loro denti naturali, poi dopo questa percentuale scende fino a 20 denti naturali, 10 denti naturali e 60, 70 così. Ma come è che siamo così cialtroni? Siamo così cialtroni perché ci preoccupiamo più dell'estetica tra il canino e il canino, che il dente sia bianco, del sorriso, e ci dimentichiamo tutto ciò che c'è dietro il canino. Molte volte il molare, che poi ha un'anatomia anche un pochino più complessa da gestire sia per noi ma anche per il paziente a casa, viene dimenticato perché tanto non si vede. Tanto non si vede. Un paziente mi ha chiesto la settimana scorsa: ma che età è che si incomincia a perdere i denti? Cioè lo diamo per scontato che a un certo punto il dente va perso, e io ho detto a 6 anni, quando c'è la permuta. Dopo i denti permanenti, no, i denti permanenti dobbiamo portarli, quelli, dopo i 6 anni che cominciano a rompere a 6 anni in poi, dobbiamo mantenerli tutta la vita. Come noi affianchiamo il paziente? Non è che possiamo dire a un paziente: tieni lo spazzolino, tieni il filo e arrangiati, ma noi con i richiami lo educhiamo, ma più che educarlo proprio lo affianchiamo in questa cura personale, e io dico sempre, il mio motto con i pazienti è: meno fumo e più filo, perché prendiamo prima l'abitudine viziata del fumo o delle cattive abitudini, e il filo, che è uno strumento semplicissimo di cui quasi nessuno ne parla, quasi nessuno fa pubblicità, però è un elemento che salva i denti, è un grandissimo aiuto per noi e per il paziente. Che poi appunto anche lì è molto interessante, perché nello studio, quando lei si approccia ad un paziente una volta che ha terminato l'igiene, mi piace più parlare di igiene che di pulizia dei denti, no? Sì. Perché è più educato, più professionale, certo. Quindi diciamo in questi minuti, che sono un'ora dedicata poi a seconda delle necessità, perché poi i lavori sono sartoriali, cioè dedicato a ciascuno, e avete di quei 15 minuti in cui spiegate in maniera approfondita che cosa deve fare poi a casa, perché tanta fatica, dottore, e poi a casa tutto fumo, e niente poi, filo. Esattamente. Come va? Questi 15 minuti noi consigliamo al paziente anche la strumentazione più idonea per lui, perché c'è una giungla nei supermercati tra spazzolini, scovolini, fili interdentali. Allora mi chiedono, e spazzolini elettrici, quelli elettrici, quelli manuali, che sono entrambi delle validissime armi di difesa della salute del nostro cavo orale, ma come tutte le armi è importante capire chi le usa e come le usa. Un bravo soldato lo usa bene la sua arma, che sia un cannone o una spada, per difendere il suo territorio. Ecco, e quindi noi proprio affianchiamo in questo. L'importante è che il paziente prenda consapevolezza sia dell'anatomia che ha in bocca, la propria anatomia, perché siamo tutti diversi, possiamo avere anche apparecchiature, protesi, impianti, quindi richiedono una manutenzione diversa, e soprattutto della qualità di igiene
che ognuno è in grado di mantenere. E quindi insomma il paziente deve essere sempre un paziente anche a casa, cioè si deve prendere in carica se stesso, guardarsi allo specchio, perdere quei 10-15 minuti, in senso buono perdere perché sono poi tutta salute recuperata, ma impegnarsi. Un po' di amarsi, dovete mettere le medagliette, forse sono più bravi i bambini, vero? Sono più motivati, sì. Sono più motivati i bambini. Allora, Giuseppe De Caro, siete lei come odontotecnico, ha un'esperienza importante, avrà visto anche negli anni i materiali, come sono cambiati poi gli approcci, grazie anche alla diagnostica per immagine, quindi il suo è un lavoro in evoluzione che va di pari passo con il lavoro del dottor Cagnin e quindi in questi anni ha visto i materiali e tante cose. Siamo partiti da materiali tipo leghe resina, che si cercava di dare un po' di estetica con le resine. Oggi siamo cambiati e siamo arrivati ad avere delle ceramiche con un altro grado di rifrazione, quindi una buona estetica, soprattutto, cioè noi arriviamo per creare tutto quello che è stato perso durante gli anni. Quindi, è quello che vediamo, siete là come Leonardo da Vinci, Michelangelo. Praticamente noi creiamo quello che è stato perso dove? Come funzione e come estetica. Quindi con un team, col dottor Cagnin, con i clinici che ci stanno dietro, cerchiamo di ripristinare tutto quello che è stato perso. E ripristiniamo con i nuovi materiali si dividono in materiali estetici, ceramici, con zirconio, di silicati, e questi materiali ci aiutano a dare una maggiore estetica e un comfort anche per il paziente. C'è un materiale come l'oro che non è mai caduto di moda, vero? No, l'oro ormai non è che sia caduto di moda, però con l'avvento di nuovi materiali estetici ha preso il posto a questi materiali qua. Insomma, adesso le ripeto, principalmente lavoriamo su zirconio e di silicati, materiali ceramici, danno più estetica e danno più soddisfazione soprattutto per i pazienti. Si sente un po' come uno scultore, perché alla fine è quello, perché poi è vero che il dottore quando le porta i lavori lo guarda. Le faccio un esempio, mio figlio è un architetto. Io gli dico sempre, noi siamo degli artisti. Certo. E non è vero, mi ha detto, siamo noi gli artisti, gli architetti, no. Noi creiamo e cioè, se non riusciamo a dare il bello. Quando va a casa oggi dice guarda che l'architetto fa a casa tua quello che non può fare a casa sua, lo sa che funziona così. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, torniamo subito dopo, state con noi perché vedremo delle cose pazzesche, degli esempi che ci ha portato il dottore, che ci racconta poi come viene riabilitato il sorriso, come viene fatta una corretta igiene. State con noi perché vedrete delle immagini bellissime. A dopo. Eccoci qui, siamo rientrati dalla pubblicità. Allora, abbiamo appena sentito il nostro odontotecnico Giuseppe De Caro raccontarci di come siano cambiate, forse anche seguendo un po' le mode, i materiali che vengono utilizzati e una cosa però gli italiani non passa di moda, il colore dei denti, la bellezza dei denti, bianco. Allora, pensate che il 50% degli italiani non è contento del proprio colore e ritorniamo all'origine, cioè è più attento all'estetica che non forse al benessere. E allora, dottor Cagnin, è proprio così? È un po' una tragedia? Forse sì, forse no, perché poi vengono alla fine, no? No, non è una tragedia. Diciamo che comunque andiamo come tutte le cose per target. Ci sono pazienti più attenti, pazienti meno attenti. Chiaramente vanno istruiti. Io ho visto nel mio curriculum ormai di 30 anni di professione che pazienti che apparentemente diresti questo non lo recupero, poi diventano più bravi di alcuni altri pazienti che nel primo approccio sembrano bravissimi, per cui basta educarli e fargli capire qual è l'interesse per loro e l'80% nel nostro studio, anche 90%, seguono. Per cui basta dare delle indicazioni precise e capire che è per la loro salute e anche per salvare parecchi soldini, perché se uno si cura bene a casa,
Ecco, vedete qui, poi passerò la palla anche a Carlo. Intanto Carlo cos'è Maria. questo? Niente, qui è una prova di colorazione di placca batterica fatta con un rivelatore di placca, e qui suggerisco passo la parola a dottor Carlo Maria, perché cioè qua abbiamo il Luminor della dentizione. Sì, lui lavora su questo, no Carlo? Questa prego. è una paziente che è arrivata in studio un paio di settimane fa, e la prima foto che vediamo è come arriva. Noi prima di iniziare qualsiasi cosa facciamo una ampia documentazione fotografica per testimoniare il punto di partenza del nostro percorso. Ecco, nella prima foto si vede che la paziente era convinta di avere una buona igiene orale, tutto sommato i denti sono belli, e lei diceva che non aveva neanche bisogno poi tanto di questo nostro intervento. Chiedeva uno sbiancamento perché gli interessava solo l'estetica. Gli ho detto: ma vediamo un po'. Allora, con un rivelatore di placca ho evidenziato dove sono i punti più nascosti, quelli che la paziente fa più difficile, ha più difficoltà nel pulire, nel detergere a casa, e non si rendeva conto. Per esempio, si vede il dente in alto alla destra del paziente che lo saltava completamente, cioè è tutto un percorso Gli stava antipatico quel dente. Gli stava antipatico quel dente, quindi è tutto un discorso di rendere il paziente consapevole, di accompagnarlo, e dopo un lungo percorso, dopo aver bonificato il terreno, perché io dico sempre che un palazzo non si può costruire su un terreno paludoso, ma bisogna che ci sia una roccia salda sotto, e quindi dopo tutto un percorso di riabilitazione allora possiamo arrivare anche alla terapia estetica, perché molti immaginano e pensano che l'igiene orale sia una terapia estetica, perché dopo la seduta il paziente si vede allo specchio e nota immediatamente un prima e dopo, e quindi rimane colpito dal bianco dei denti. E questo perché? Perché durante la seduta vengono rimossi placca, tartaro, e con essi tutte le pigmentazioni che giorno dopo giorno si accumulano e si aderiscono alle superfici del dente, al biofilm che naturalmente si è adeso allo smalto. Quindi con l'igiene viene rimosso tutto e il dente sembra più bianco, ma in realtà non è più bianco, è più sano. E il vero scopo della nostra professione, dell'igienista dentale, è quello di preservare la salute, soprattutto dei tessuti di supporto del dente, che prevengono molte malattie anche a carico dell'intero organismo e sistemico. Un buon intervento starebbe, diciamo, aiuta il dentista, l'odontoiatra, a lavorare in maniera migliore, perché poi chiaramente se il dente arriva meno distrutto, meno tenuto male, l'odontoiatra ci lavora con più facilità, perché magari la gengiva è un po' più sana, perché magari si è stato controllato l'osso. Questo è importante. Assolutamente, sì. Allora, noi stiamo intravedendo nel nostro monitor anche qui un caso che ci ha portato ed è molto bello. Allora, comincia a raccontarci questo. Eccoci qui, dottore. Sì, allora niente, questo è un caso di una paziente dove necessitava una riabilitazione, più che altro dal punto di vista non solo estetico ma anche funzionale. Qui non si vede perché per motivi poi didattici sarebbe troppo complesso. Vediamo che ha un sorriso, la prima slide in alto a sinistra del monitor per chi vede da casa, appunto, vediamo un sorriso contratto dove vediamo degli angoli scuri ai lati della bocca, delle labbra. Vediamo sotto che si riempie il sorriso e subito a destra, la prima immagine in alto a destra, vediamo un labbro superiore retratto e con dei denti corti, e sotto un labbro praticamente più prominente, dove non è stata fatta assolutamente medicina o chirurgia estetica, ma sono stati praticamente gonfiati i denti, resi dei denti un po' più bombati anteriormente, e vedete che l'estetica del sorriso è completamente cambiata. Sicuramente questa paziente è ringiovanita di 10 anni, ma quello che si voleva far notare qui, non si vede benissimo, ma se guardate l'immagine inferiore a sinistra si vedono le papille gengivali, si vede una gengiva rosa, è quello che mi interessa. Un lavoro così complesso, un full arch, che poi passerò la parola a Giuseppe, molto complesso da gestire a livello tecnico e medico, ma viene gestito praticamente prima di tutto dall'igienista. Bellissimo lavoro, tutto quello che si vuole, ma si arriva lì passando dall'igienista, tanta motivazione, igiene orale prima, durante e dopo, per avere poi quelle gengive che avete visto lì, con un grosso lavoro e impegno da parte chiaramente del medico e del tecnico. Però il messaggio che deve passare è che quelle gengive erano sanissime, bellissime. E oltre all'estetica che si vede praticamente con una gengiva, cioè con un labbro chiuso, un'estetica quando uno si spazzola, si guarda allo specchio con le gengive rosa, è importantissima
per mantenere il lavoro anche negli anni, perché se poi scatta una malattia parodontale o una gengivite si possono perdere anche i denti. Questo è il messaggio importantissimo. Allora, qui... Bella estetica, scusi, non solo bianca ma anche rosa. Anche rosa, quindi il colore della papilla, quindi il colore della certo. gengiva, e poi perché comunque la gengiva è molto importante, perché ci dà il termometro che qualcosa non sta andando all'interno della nostra bocca. E non solo, se uno ha un sorriso gengivale, come questa paziente quando scopre molto, se ha un sorriso gengivale e io ho anche una bellissima ceramica ma una gengiva rosa, tutto mi traspare con un colore gengivale bruttissimo, per cui vedo il margine incisale bello e poi vedo una gengiva proprio tumefatta, color vinaccia, bruttissima, antiestetica. E quindi in questo caso c'è la collaborazione assoluta del nostro odontotecnico. Fondamentale, quindi come funziona? Per esempio questa signora è stata visitata, è stata guardata, è stata seguita dall'igienista, perché ci vuole appunto questo percorso, come voi amate definire, olistico, cioè a 360 gradi, non è che finisce la consegna con l'odontoiatra, no, bisogna essere in comunicazione. Il lavoro inizia con l'equipe, dove c'è il medico, c'è casi per il parodontologo, c'è l'implantologo, c'è l'igienista, poi ci siamo noi. E qua voglio sottolineare che prima di iniziare qualsiasi lavoro protesico, estetico e funzionale bisogna fare uno studio del caso. Quindi si prendono delle impronte preliminari dove si va a studiare il caso, si va a fare una ceratura di diagnosi, ma mi sembra che poi c'è un caso dove parleremo della ceratura di diagnosi. Eccola qua, guarda che sono i nostri colleghi, sono fantastici. Quindi come vedete sulla slide a sinistra del teleschermo abbiamo l'impronta iniziale, cioè la bocca iniziale. Da là si inizia a valutare che tipo di lavoro facciamo, dove vogliamo arrivare e dove vogliamo arrivare lo possiamo ottenere mediante una ceratura di diagnosi, che è la foto sotto. Che è stata... Scusi, perché a casa? Cos'è la ceratura di diagnosi? Perché non è che siamo una tutti... modellazione dei denti prima di iniziare il lavoro. Praticamente diamo delle forme, dei movimenti, delle lateralità in cera, facciamo questa modellazione di diagnosi, dopo viene fatta una mascherina trasparente e a sua volta viene stampata con del composito direttamente in bocca, si chiama mock-up, e la paziente si vede come arriverà alla protesi finale. Dopo la valutazione del caso col dottore e la paziente, che le linee sono ottimali, il sorriso è positivo, su questo caso non abbiamo un gummy smile, quindi non si vedono le gengive, e viene accettato anche dal paziente il tipo di estetica, lunghezza del dente, tutte queste cose qua, si inizia con l'inizio del caso, cioè il medico inizia a preparare i denti e qui faremo, il lavoro ancora è appena partito, faremo delle faccette in ceramica, in disilicato, quindi qua abbiamo 12 faccette in disilicato. La paziente aveva anche un problema, da un lato aveva un crossbite mi sembra, quindi abbiamo dovuto ingrossare da un lato per supportare di più il labbro, perché aveva il labbro cadente. Quindi è un lavoro davvero integrato a 360 gradi, perché l'obiettivo è il benessere del paziente, come abbiamo visto, non certo come dicevano solo il risultato. I miei maestri hanno sempre detto che non c'è estetica se non c'è funzione, quindi noi diamo non solo l'estetica ma soprattutto la funzione. Allora, noi stiamo vedendo un po' degli esempi, dei casi che ci avete portato. Senta, dottor Cagnin, l'atto masticatorio è fondamentale, noi lo sottovalutiamo spesso, no? Perché chissà, perché mangiamo, facciamo, però ricordiamoci che l'atto masticatorio è importante perché favorisce l'afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente sulla memoria, sull'apprendimento e sullo stato di sveglia, e si è dimostrato nel tempo che la masticazione ridotta invece costituisce un rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindrome depressive. Non sembra una cosa così importante, no? Noi mangiamo una caramella, dentiamo un cracker, è un atto masticatorio. Cioè lei ci ha studiato una vita? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. E poi non dimentichiamo che oltre a questo l'articolazione temporomandibolare ha il 70-80% dei recettori posturali, perché io che mi occupo di posturologia e gnatologia dall'87-88 con il professor Beltrame a Padova, grande maestro,
l'articolazione temporomandibolare e l'occlusione dentale perfeziona la postura di tutto il corpo. Atleti che vengono al nostro studio a perfezionare con il bite o meno mollaggi selettivi per bilanciare il corpo e l'appoggio podalico è assolutamente vero, per cui non solo masticatorio ma anche perfezionamento posturale, per cui abbiamo in mano veramente un patrimonio, la bocca è un patrimonio, oltretutto il dentista 50, 60 anni fa, 70 anni fa era il medico di serie B, perché era così una volta. Adesso noi nell'odontostomatologia forniamo, per esempio all'ortopedia, il carico immediato degli impianti e la osteointegrazione di Brånemark che è stata applicata in ortopedia dopo che l'abbiamo scoperta noi dentisti sulle protesi femorali o via dicendo, per cui diciamo che la ricordiamo bocca... che ci sono patologie sì. attraverso le quali con la cattiva masticazione si rompono i femori, si rompono le ossa. Quindi... Sì, assolutamente sì, se uno non si alimenta bene, correttamente bene, non sminuzza il cibo e ha anche problemi di stomaco, tanto più deve avere una masticazione efficiente e efficace, perché delle gastriti importanti, quando uno ha una gastrite importante, e sono molti che hanno una gastrite, deve masticare ancora meglio di chi non ce l'ha. Conseguentemente sappiamo che prima di tutto, come diceva Giuseppe, facciamo la funzione, funzionare bene, poi aggiungiamo anche l'estetica, più bella che si può, ma prima facciamo funzionare bene. Per la masticazione e la gestione, tutto quello che lei ha detto, e per la postura. E questo è molto importante perché il dentista è collegato magari all'otturazione, ad altre cose, invece guardate quanto è a 364, quanto è l'approccio globale al paziente, che non è da sottovalutare. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo ancora con dei casi, già io ne ho visto uno, la regia ce l'ha un po' mandato e quello poi lo commentiamo. Torniamo dopo. Eccoci qui con il nostro Moreno Cagnin, odontoiatra e ortognatodontista, perché è una parola complicata e quindi dura da studiare, con il nostro Carlo Maria Pozzobon, igienista dentale, e Giuseppe De Caro, odontotecnico. Allora, abbiamo capito l'importanza e la funzione di quando appunto andiamo a masticare, della masticazione, però ricominciamo, si va per, lì con gli inglesi per step, per gradini. Allora, Carlo Maria Pozzobon, bisogna partire dalla base. Noi stiamo insistendo su questo, certo, perché vogliamo che entri nella testa della gente. Ma dove vai a fare un interventone se... Sei tutte le gengive che sanguinano, come è vero, è vero. E molti sottovalutano l'importanza di avere la gengiva bella asciutta. Tra l'altro, in ambito di estetica, gengiva bella e gengiva sana sono due sinonimi, noi li consideriamo sinonimi. Quando tra di noi ci diciamo quel paziente ha una bella gengiva, intendiamo sana. Quindi una gengiva con una certa colorazione, asciutta, aderente, con una certa densità che calcoliamo noi quando facciamo l'anamnesi e lo vediamo il paziente in prima battuta. Allora molti pensano che la gengiva ogni tanto sanguina ed è normale. Allora lo chiamano, molti mi dicono un riscaldo, che non ho ben capito cos'è, ma credo che sia una gengivite marginale intorno a qualche colletto di denti, immagino. Bene, questo riscaldo lo diamo per scontato, cioè è normale. In realtà, se noi ci pensiamo bene, vuol dire che in quella zona dove la gengiva sanguina un po' di più, vuol dire che ci sono dei batteri che creano una risposta infiammatoria della gengiva che, per difendere il tessuto del parodonto, cioè di quello che sta intorno al dente, che è la struttura di sostegno del dente, deve portare più sangue per difesa. Bene, sangue che esce vuol dire che c'è un vaso rotto, quindi come il sangue esce, lo troviamo in bocca, i batteri che sono in quella zona, che sono intorno là, possono entrare nel torrente circolatorio e magari li ritroviamo in un distretto distante, nel cuore, in altri posti, dove magari il paziente non immagina. Allora dice, ma sì, mi sanguina un po', cosa vuoi che sia? No. Preservare la salute dei denti, la salute delle gengive, vuol dire preservare anche una salute sistemica. E questo è importante perché poi non ci pensiamo, perché magari ci feriamo, ci tagliamo sulla pelle e subito mettiamo un cerottino, ma quando ci feriamo in bocca o abbiamo dei problemi, avete capito, i batteri sono sempre lì in agguato. Dottor Cagnin, vediamo nel nostro monitor un lavoro molto interessante, anche questo. Allora, cosa sta succedendo? Sì, volevo commentare velocemente il discorso del dottor Carlo Pozzobon.
Questo allora, innanzitutto sì, stiamo vedendo una ricostruzione di un colletto, ma la cosa interessante qui si vede che abbiamo messo un filetto per entrare la gengiva, che è una tecnica che si fa correttamente, ma non c'è sanguinamento in questa gengiva, le gengive sono toniche, per cui perché ho messo questa immagine? Per far vedere che noi quando facciamo dei lavori molto delicati come un colletto, che sembra una cosa banale, ma sono quelli che si staccano più frequentemente come otturazioni se non sono fatte correttamente, se abbiamo un tessuto gengivale di quel tipo lì, tutto funziona bene, altrimenti non funziona neanche l'otturazione. Noi lavoriamo clinicamente molto bene, ma questo paziente è stato seguito da Carlo per 15-20 giorni, voglio dire, a step, 2 o 3 volte è venuto in studio in questi 10-15 giorni per i controlli igiene e le valutazioni. Poi un'altra cosa, mi riaggancio a quello che diceva il nostro igienista, i batteri che circolano nel torrente ematico possono creare delle pericarditi, i cardiologi sanno bene queste cose qui, per cui i pazienti che hanno problemi particolari come valvole che non chiudono, chiudono poco, chiudono male o altri motivi cardiologici o cardiochirurgici peggio ancora, vengono inviati dall'odontoiatra anche a noi e anche ai miei colleghi, e dobbiamo certificare che la bocca è esente da foci dentali, perché loro non li operano. Per cui un'operazione chirurgica di quel calibro lì, se la bocca non è in ordine, il paziente non viene operato, per cui chiedono a noi un tipo di refertazione, estrazione di denti, epicettomie, togliere granulomi, infezioni, malattia parodontale deve essere completamente bonificata con l'aiuto dell'igienista e del parodontologo, o l'estrazione dei denti, altrimenti non si può procedere. Lo sappiamo che questa periomedicina che arriva dalla parodontologia dice che chi ha un problema di malattia parodontale, gengive sanguinanti, può avere più frequentemente infarti, ictus e malattie di altro genere a livello organico. Avete visto, sembra una cosa così, no? Uno dice vado al dentista, quante cose stiamo scoprendo. Assolutamente, poi chiedo scusa, gli stessi cardiologi ci inviano delle lettere dicendo guarda che questo paziente me lo devi trattare con 2 grammi di antibiotico prima, addirittura una pulizia non gliela puoi fare senza antibiotico, io devo obbedire perché è così, è medicina integrata. Certo, e questo è importante. A proposito di medicina integrata, come avete visto poi nelle immagini, nei video che stanno scorrendo in relazione appunto al dottor Cagni, vedete quante persone lavorano con voi, siete tante. A me non piace magari fare i numeri, però siete un bel... Siamo un team tra interni e esterni di una trentina di persone, insomma 6-7 medici, 5 igienisti, 15 collaboratori anzi 16, quasi 17 tra direttore di studio, responsabile risorse umane, poi c'è ultimamente Valentina che ci teneva che la chiamassi Trottolino amoroso, come la chiamiamo simpaticamente in studio. Ma perché la fate correre tanto, poveretta? No, perché da Trottolino potrebbe essere un globetrotter. No, è una cosa, senta, e qua cosa fate? Convegni? Qui c'è proprio ricerca e sviluppo, dove Valentina si occupa di organizzare corsi, convegni e praticamente formazione interna all'Academy interna che noi abbiamo. Per cui è un grosso lavoro anche in backstage per arrivare a questo livello, per cui poi con il team di Giuseppe De Caro circa una trentina di persone. Insomma. Perché questa è una professionalità, un lavoro dove continuamente bisogna aggiornarsi per le tecniche, per la diagnostica per immagine, perché ormai il TAC 3D computerizzate. Assolutamente, e a livello medico oltretutto, perché prima si parlava con Giuseppe, parla di bifosfonati, anche qui noi dobbiamo stare attenti perché molti pazienti prendono bifosfonati, quei pazienti lì bisogna stare attenti a operarli, molte volte non si possono operare, per cui aggiornamento medico, anche di altre branche, aggiornamento odontotecnico, odontoiatrico, pluribranca, perché l'odontoiatria ha 10 branche, parodontologia conservativa, protesi, avanti, ortognattodonzia. Insomma, avete capito l'importanza. Allora, stiamo vedendo vari casi e Giuseppe De Caro è in questo caso una professionalità che deve andare a braccetto con la richiesta. Quindi se sia il dottor Cagnica lei sta sempre col fiato sul collo per dire cosa fai, cosa non fai, e il colore, le cose. No, le lascia un po' È una bella collaborazione quella che abbiamo, perché se non avessimo una bella collaborazione i casi non andrebbero finiti come vanno finiti oggi, come oggi. Quindi, le ripeto, quello che riusciamo a tirar fuori da certi casi, che veramente sono casi che
non si potrebbe fare niente, con lui ha un occhio in più su certe determinate cose, poi ci metto qualcosa io e quindi arriviamo a rendere il paziente soddisfatto, felice e contento. Se mi posso introdurre velocemente, ho finito un lavoro proprio ieri con la figlia di Giuseppe, bravissima, la Erika, dove siamo rimasti lì, io, lei, la paziente e praticamente quasi tutto il team, eravamo in 7 persone che osservavamo la paziente assieme a Diego, in 7 persone con la Sara, e guardavamo un po' il sorriso che con Cristina e con le segretarie, il sorriso di questa paziente, un'ora, te l'avrà riferito immagino, abbiamo trovato un'estetica eccellente per quella paziente, condivisa assieme a lei, per cui, e questo nasce poi da un vantaggio che io e lui ci capiamo con la stessa lingua, perché odontotecnico io, odontotecnico lui, io so che non devo metterlo in difficoltà quando sto operando col paziente, perché poi lui mi deve riprodurre un manufatto che so io che fatica lui fa per me. Quindi lei deve preparare dei lavori adatti quando fa certo, anche delle impronte o usa il filo per retrare la gengiva, deve preparare l'overe, so poi lo sgrida. Ma certo, ma anche lui sgrida me delle volte, ma fa bene nel senso, non sapeva che lo sgrida. no, nel senso positivo. No, è una cosa reciproca. Nel senso, vi sgridate a vicenda. nel senso alla positivo. fine finisce sempre. Guarda, l'altro giorno quella paziente che abbiamo fatto quel mock-up, l'abbiamo finita con la preparazione, io al telefono dico Giuseppe, qui ho così, come vuoi, cosa ti serve, quanto spazio, con gli ultimi materiali, perché a livello di materiali è molto più aggiornato lui di me, certo, chiaramente, perché è il suo lavoro. E allora io al telefono, in tempo reale, chiamo, lui mi parla, ci facciamo anche dei WhatsApp, perché dobbiamo finire un caso perfetto. Noi ci puntiamo per finire un caso perfetto, in modo che puntiamo a 10 per arrivare almeno a 8, come mi insegnava anche il mio perché maestro. poi il trade union è la paziente che segue, dice ma io voglio un sorriso un po' più americano, voglio un sorriso, poi perché poi ogni faccia ha il suo dente. Ma questo lo definiamo prima, lo definiamo molto prima, perché il paziente viene in prima visita, poi passa almeno 10 volte Carlo, tutti gli altri specialisti, e poi con me e Giuseppe sta lì anche 2 o 3, 4 ore, per cui quando poi partiamo sappiamo già tutti cosa vogliamo. Cosa volete. Allora, stiamo vendendo anche nuove immagini, ho visto una diagnostica per immagine, penso di un carico immediato, vedendolo già qua nel monitor di servizio, o no? No, forse no. No, vabbè, questa ma non importa, possiamo commentarlo lo stesso, lo vedremo dopo. Beh, questo è un caso di ortodonzia dove vediamo che c'era un profilo, magari per i profani qui non dice molto, se poi passiamo alla slide dove si vedono le foto, questa è stata fatta un'ortodonzia e non è esattamente questo, ma lo rivediamo dopo. Questo che è stato fatto vedere adesso, se lo mettete in onda. Ecco, quello con i denti che noi lo vediamo nel monitor di servizio, eccolo. Ecco, questo qua, esattamente. Ecco, qui noi facciamo vedere che questa era una ragazzina, aveva questo tipo di sorriso che voleva sistemare, noi l'abbiamo sistemata con l'ortodonzia, facendo anche delle estrazioni perché era necessario. Ma qual è il fine questo? Poi vedremo anche un altro caso molto specifico. Questa aveva i brackets prima, cioè gli attacchini. E qui Carlo, assieme con gli altri igienisti che abbiamo in studio, per cui lui è referente dei 5 igienisti, hanno lavorato per mantenere quelle gengive che voi avete visto, anche dopo l'estrazione, dopo l'intervento di ortognattodonzia, belle, toniche, solide, senza sanguinamenti, perché se si può rimettere quel caso lì, se mi fate una cortesia, eccolo qui. Ecco, vedete che qui le gengive sono bellissime, quando uno ha un'esposizione gengivale così, deve avere belle non solo le parabole gengivali e gli spigoli incisali, ma deve avere bella la gengiva. Quelli sono denti suoi naturali della paziente, ma se noi mettessimo faccette ancora di più, perché le faccette comunque sono un additional che trattengono ancora un po' di più di placa rispetto al dente. Vedete la bellezza della gengiva, questo è il messaggio, perché questa paziente è stata educata dall'inizio a tenere pulito, 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 pulito. E non solo, poi chi guarda anche da casa vede che con i denti che sono stati riallineati anche la gengiva non è più ondulata in un certo senso, quindi diventa anche piacevole, perché poi le persone, c'è chi parla con i denti sopra, con i denti sotto, e che espone molto la gengiva. Ma assolutamente, poi se in un intervento come avete visto lì, dove abbiamo fatto delle estrazioni, che è un po' tecnico da spiegare, ma se non si chiudono bene gli spazi e anche chiudendoli bene, se uno non pulisce bene, nel tempo può avere delle retrazioni gengivali e si possono formare dei buchi tra dente e dente. E invece un'ottima igiene permette di avere un caso estrattivo perfettamente con una gengiva tonica e una papilla che nasconde eventuali buchi.
Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, poi quando rientriamo cominciamo a vedere gli impianti, perché se ne sente tanto parlare e sono stati molto perfezionati negli ultimi anni e cercheremo di capire anche qui quali sono le indicazioni, quali sono i desideri del paziente da un punto di vista funzionale e anche dal punto di vista estetico. Torniamo dopo. Eccoci qui ancora, siamo con Moreno Cagnini, il nostro odontoiatra e ortognodontista, con il nostro dottor Carlo Maria Pozzo, buon igienista dentali, e con il papà di una bravissima odontotecnico in erba, no? Giovane. Giuseppe De Caro. Allora, prima della pubblicità abbiamo parlato degli impianti. Allora, cosa succede, dottor Cagnini? Le persone magari per qualche motivo perdono un dente e non pensano di rimetterlo, invece no, gli danno perché tutto si muove, un po' come avere una placca tettonica in bocca, dove va via una cosa ne arriva un'altra, no? La legge della compensazione. Cosa succede se non rimettiamo un dente? Perché non ci pensiamo? Si disallinea tutto? Beh, sicuramente sì, quando noi perdiamo un dente per una legge fisica e non solo, proprio biologica, il dente migra, se il dente inferiore migra verso l'alto, se è un dente superiore migra verso il basso. Per cui sposta evidentemente la masticazione di tanto o di poco, può creare precontatti, per cui disturbi masticatori, problemi di rottura di quel dente o di quei denti che vanno in precontatto, disturbi posturali, per cui sicuramente quando manca un dente in qualche modo, che sia un impianto o un ponte mini-invasivo, California piuttosto che Maryland, o una protesina mobile per chi la desiderasse, e va bene così, sarebbe meglio farlo, insomma. Ecco. E allora noi nel nostro monito di servizio vediamo che cosa. Eccoci. Beh, qui è un caso un po' più complesso, un paziente dentro da molti anni con una protesi totale. Allora lo traduca, perché noi a casa stiamo alla televisione, non siamo laureati. Sì. Allora guardiamo praticamente la parte superiore con le 3 slide, le 3 foto, chiamiamole così. Superiore vediamo un paziente che in alto a sinistra è proprio senza denti, non ha niente in bocca, il labbro è cadente all'interno. Ok? E poi le immediate, quella di centro e quella di destra, vediamo una dentiera che tutti più o meno sanno che cos'è, un pezzo di resina rosa con dei denti montati, e se io la tolgo idealmente vedo tutta la gengiva. Questo era un paziente che non voleva più la dentiera classica, che doveva mettersi la pasta, cadeva, mangiava, cena con gli amici, mi dice cosa faccio, mi fa Moreno, avevamo confidenza, un amico, ho detto guarda, si può fare l'implantologia. L'implantologia in questo caso, lui ha detto ma io non voglio stare senza denti tanto, c'è questa tecnica a carico immediato che quando è possibile funziona molto bene, abbiamo programmato il caso con addirittura qui sempre con Giuseppe, con l'implantologia guidata, che abbiamo presentato anche a un congresso internazionale della quintessenza, o quanto 2 o 3 anni fa, vero Giuseppe? Ecco, vedete qui la radiografia sopra, dove lui aveva i suoi denti che erano stati tolti precedentemente, mi arriva senza denti, programmiamo l'intervento chirurgico, vengono messi questi 6 impianti e il giorno dopo gli viene consegnata la protesi definitiva. Proprio un carico immediato puro. Qui vediamo la programmazione, che poi vorrei che la documentasse un po' Giuseppe, però vorrei dire questo, il paziente anche qui è passato da Carlo o dai suoi, se tornate indietro un secondo sull'altra che volevo, ecco grazie, dall'igienista, perché lui aveva anche problemi parodontali, malattia parodontale sotto, è stata sanata la malattia parodontale e poi è stata fatta l'implantologia. Con la guidata, che se vuol dire qualcosa... Sì, è una tecnica che... si può mettere... sì. Adesso finché parla Giuseppe, poi i nostri colleghi le mettono. La chirurgia computer guidata è una tecnica che facciamo ormai da anni, programmiamo la chirurgia attraverso un software. A me arriva l'impronta, in questo caso c'era la protesi che abbiamo duplicato, abbiamo fatto una dima in denti solfato di bario, che sono denti radiopachi, dove il paziente andrà a fare l'attack. L'attack ci arriva con i denti che si vedono lì, che sono azzurri, che sono i denti che ho montato, che sono radiopachi, e da quella programmazione iniziamo la programmazione dell'implantologia. Con il dottor Cagnini ovviamente deve stabilire dove deve mettere l'impianto, la posizione, in base a quello che mi dice io programmo, le preparo
la DIMA chirurgica e il giorno della chirurgia lui avrà la DIMA per la chirurgia computer guidata. E tutto questo però la prima fase. Poi? Sì, poi si fa la chirurgia, come vedete nella slide che c'era prima, il paziente in un giorno esce poi col sorriso che vedete sotto, le 3 slide sotto, le 3 foto, si vede il paziente, il giorno dopo la chirurgia ha già questo sorriso e già in parte minimamente masticante, perché non è che dopo il carico immediato uno può mettersi a mangiare, mangiare le costicine o le bracciolette, te devi dare una calmata, dottore. Però lui esce il giorno dopo già così, con tutto fisso. Allora, una cosa importante da ricordare, noi stiamo vedendo dei casi e ogni persona è a sé stante, ogni paziente è a sé stante, quindi è importante che il dottore avrà fatto l'analisi se c'era l'osso, perché poi si arriva anche delle volte a non avere l'osso, bisogna intervenire anche su questo, perché non è una cosa indifferente. Allora, siccome il nostro igienista, che tra l'altro ha un sorriso bellissimo, adesso facciamo una cosa a casa, facciamo un po' i curiosoni, quanto perde tempo per passarsi il filo e tutto? Giusto. Qual è il giusto? Mezz'oretta, 15 minuti la sera? No, quando uno prende manualità, alla sera 10 minuti sempre là si sta. A me sembra come quello che fa la maglia, ha fatto un maglione, ma basta prendere manualità, ci vuole il suo. Ci vuole il suo. Ci vuole il suo. Senta, allora, prima il dottore ha citato, il dottor Cagnina ha citato la parodontite. Certo. Allora, la parodontite è questa infiammazione, ne sentiamo tanto parlare, però pensi che ne è colpito il 60% degli italiani, ma solo 1 su 3 la conosce. Quanti casi lei ha visto ed è riuscito poi in comunicazione con il dottor Cagnina a salvare quei denti, perché se non è una parodontite apicale, che è un'altra cosa, si riesce a mantenere la bocca e i tuoi denti. Certo. Perché la parodontite è una malattia che colpisce i tessuti di sostegno del dente, quindi se noi la trascuriamo a lungo andare il dente è sano ma è in mano e quindi non ha perso il suo posto originario, quello della sua funzionalità. Il problema è che è una malattia subdola perché è asintomatica, quindi il paziente non lo sa, non si rende conto. Allora, la prima volta quando viene da noi, il nostro grande lavoro propedeutico alla terapia che poi farà l'implantologo, il chirurgo, è una grandissima raccolta di dati. Noi compiliamo una cartella parodontale, si chiama proprio così, che una volta si faceva a mano con dei colori, adesso con l'aiuto della tecnica, tutto sono dei dati dentro il computer che ci stampano proprio una mappatura della bocca della fase iniziale del paziente, come si presenta a noi, esattamente come si fanno le mappe delle città, con i fiumi, le colline, i centri abitati. Noi abbiamo la mappa dello stato iniziale, quindi se ci sono tasche parodontali, se abbiamo recessioni gengivali, dove sono gli elementi dentali, se ci sono tutti i denti e ne manca qualcuno, è una banalità, però anche questo è un primo approccio, e se ci sono gengive sanguinanti, dove sanguinano al sondaggio. Pensate che per ogni dente noi scriviamo, proprio calcoliamo 6 misurazioni per ogni dente e tutti questi dati poi vengono raccolti insieme alla documentazione fotografica, insieme alle radiologie che farà l'odontoiatra prima di iniziare la terapia. Tutti questi dati raccolti serviranno per fare una diagnosi accurata, precisa e quindi poi un miglior successo terapeutico. Allora, hai detto che è una malattia subdola, però come abbiamo visto colpisce tantissimi italiani. Possiamo dare un'indicazione, magari che una persona comincia un po' a preoccuparsi, c'è qualche sintomo che secondo lei prevale? Guardi, quando arrivano da noi dicono ho un dente che si muove un po', ecco, già che si muove un po' è già tardi. Ma prima che si muova il dente, cioè prima che arrivi lo tsunami. C'è tutto un percorso. Allora, la cosa che consiglio sempre è almeno un paio di volte all'anno fatevi vedere da un bravo specialista, perché ha un occhio clinico. Per quanto poco il paziente, la bocca è sua, dice so io la bocca è mia, sì, però fidati che da fuori si vedono cose che allo specchio non riesci a vedere. E appunto ritorniamo al fatto che il 90% degli italiani preferisce avere uno studio strutturato e un rapporto fiduciario, perché ci vuole fiducia. E a proposito della parodontite, si pensi, dottore, che il 40% crede che sia una malattia non curabile. È lì che casca l'asino, là no, se vai da un buon odontoiatra tutto è possibile purché sia strutturato. Dottore Cagnini. Sì, sicuramente la malattia parodontale è curabile, ecco. È curabile nell'80-90% dei casi, ci vuole molta compliance da parte del paziente e aderenza alle nostre cure e va fatta una diagnosi ben precisa, diagnosi, prognosi, trattamento e mantenimento, perché poi il successo, soprattutto nelle malattie parodontali o cosiddetta piorrea molto grave e aggressiva, è quando il paziente è molto aderente.
perché dobbiamo sapere che nelle parodontopatie molto importanti, anche se facciamo gli interventi chirurgici fatti bene, se gestiamo bene tutta la nostra chirurgia, se il paziente non segue i dettami del parodontologo e dell'igienista, e vuol dire venire in studio ogni 2-3 mesi, e si perde, lì la malattia parodontale può riprendere, però noi possiamo renderla quiescente anche per molti anni senza che si esprima più. È un problema genetico, familiare, predisposizione poi ovviamente in base alle abitudini di vita, stili alimentari, ma se il paziente segue bene le indicazioni, ripeto, alcune possono guarire completamente, alcune possono essere messe a livello proprio così a tacere per moltissimi anni, però il paziente deve essere molto bravo a seguire quello che noi diciamo. Mantenere l'impegno. Allora, abbiamo ancora qualche caso da vedere, dottore. Tutto si originò dalla placca, caro dottor Pozzobon, dal cattivo spazzolamento. Allora, se l'origine fu la placca, però insomma poi si arriva in uno studio qualificato e vediamo cosa succede. Abbiamo qualche altro caso da vedere che così magari lo commentiamo, e cosa diventa molto importante, quindi il rapporto fiduciario, un rapporto di team. Quanti regalini vi portano i pazienti? Dai, facciamo questo piccolo gossip. Sono contenti, vi portano la focaccia, il dolce, assolutamente. Ne dà qualche pezzo a De Caro? Sì, le manda, è vero, le manda quando viene lui trova dolci, trova dolci, vino, a Natale, cesti. Visto che siamo in prossimità, sono molto graziosi. C'è un rapporto di fidelizzazione, come lei ha detto, appunto il paziente vuole vedere un dentista di fiducia che lo segue, lo accudisce, si prende cura di lui, noi ci prendiamo cura dei nostri pazienti, poi io non posso curarli tutti o vederli tutti, ma ho i miei collaboratori validi che poi in base alla gravità gravitano su di me, alcuni pazienti più importanti, ma la fiducia ormai in Carlo è più che su di me, per cui diciamo che tutti i collaboratori nel nostro team godono della fiducia dei pazienti perché li prendono in cura, si prendono cura di loro. E poi avete intere famiglie? Perché è chiaro, certo, questo diventa importante. Cioè, nonne, figli, nipoti. 3-4 generazioni. Assolutamente sì. E questo è molto molto importante. Allora io devo chiudere per una curiosità, perché poi sa come la pubblicità ci investe, ma che sto spazzolino manuale, sto spazzolino elettrico, perché alle volte sembra che siamo come i giocolieri che dobbiamo girare questi spazzolini. Ma che differenza c'è? Sia sincero, perché ci sta guardando in tanti. Certo, l'uno è l'evoluzione dell'altro, è chiaro. In certi casi io consiglio lo spazzolino elettrico, nei casi in pazienti in cui hanno delle gravi disabilitazioni fisiche o hanno un tutore, e quindi capita che sia proprio necessario questo strumento. Però se usato bene, anche lo spazzolino manuale dà grandi soddisfazioni. L'importante è usare sempre il filo interdentale. Oh, questo filo, faremo una trasmissione dedicata al filo, va bene? Che è quello che si espande, quello che non si espande, quello cerato, ce ne sono anche lì, è un delirio. C'è una giungla, nostro compito indirizzare il paziente da una parte piuttosto che dall'altra, ma non dimenticate gli anfratti più nascosti, che dove si annida più la placca, dove i batteri agiscono indisturbati e organizzano un attacco al nostro corpo, al nostro salute. Allora, tutto questo è Natale nei cinema, no? Perché... Sì. Allora, senta, il buon proposito è passare il filo almeno una volta al giorno. Almeno la sera. La sera è fondamentale, sì. Esatto, per rimuovere tutti i residui e tutto quello che ci sta attorno. Allora, io ringrazio davvero molto Moreno Cagnini, il nostro odontoiatra e ortognodontista, per essere stato con noi. Grazie a Carlo Maria Pozzoborna, igienista dentale. Grazie. E grazie a Giuseppe De Caro, odontotecnico. Speriamo di essere stati importanti nel descrivervi un'attività che facciamo delle volte così senza pensare e che invece è fondamentale per il nostro benessere. Grazie, e con ore 13 noi torniamo domani. Arrivederci.